predisposti controlli severi per la notte di San Silvestro in modo da evitare assembramenti, coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino. Il prefetto invita tutti a rispettare le regole. Scattano domani al Cafoncello le vaccinazioni anti-Covid. 800 fra medici e infermieri saranno vaccinati. Francesco Benazzi, a breve si partirà anche nelle case di riposo. A causa del Covid anche il vescovo di Treviso Tommasi in isolamento fiduciario. Le messe saranno celebrate da un parroco del Duomo. Gli auguri ai nostri microfoni. 83enne di Montebelluna scopre i ladri in giardino e viene aggredito sulla porta di casa. I malviventi gli spaccano i denti. Il suo racconto: mi sono salvato chiudendomi in casa. Capodanno in fascia rossa per Treviso e la Marca, una città deserta attende l'inizio del nuovo anno. Per molti niente cenone, ma un messaggio di fiducia arriva dal sindaco Conte. Weekend di maltempo in tutto il Veneto, attesa di nuovo la neve in montagna e anche a bassa quota. Protezione civile in allerta. Dalla lotta contro il virus al futuro del Veneto, nel discorso di fine anno del presidente della regione Zaia, che andrà in onda alle 21 sulle reti del gruppo Media Nord-Est. Buonasera e ben ritrovati dalla redazione di Treviso. Dunque questi titoli di oggi, lo avete sentito, ultimo giorno dell'anno, predisposti controlli severi per la notte di San Silvestro in modo da evitare assembramenti, coprifuoco dalle 22 alle 7 del mattino. Il prefetto invita tutti a rispettare le regole e a guardare al 2021 con fiducia. È una cosa importante che l'anno si chiuda con già i vaccini di fatto arrivati e già le prime dosi iniettate, quindi veramente un buon viatico per l'anno nuovo. Ma per guardare con fiducia all'anno nuovo occorre continuare a rispettare le regole e a farle rispettare. Il prefetto Maria Rosaria Laganà ha già annunciato con buon anticipo che per Capodanno non si faranno sconti. I controlli nelle piazze e in strada questa sera da parte delle forze dell'ordine saranno ferrei per far rispettare il coprifuoco a partire dalle 22 e fino alle 7 di domani mattina, ma anche per cercare di dissuadere dagli assembramenti in casa. L'invito che posso fare è che ci sia questo ulteriore sforzo, ci deve essere il tempo di creare questa immunità di carattere diciamo così generale e quindi l'invito è a tutti a rispettare quelle che sono le disposizioni. Uno sforzo che potrebbe durare ancora per diversi mesi, vista la possibilità, affatto remota, che il Veneto dal 7 gennaio rimanga in zona arancione. Nel frattempo questo complicato 2020 va in archivio. È stato un anno pesante, un anno di difficoltà di vario genere, a cominciare da quelle appunto di carattere sanitario e soprattutto per le famiglie che hanno subito un lutto a causa del Covid e poi anche l'impegno di tutto quello che è diciamo così, il sistema sanitario che ha retto e sta reggendo una fatica che evidentemente ormai dura da oltre 10 mesi. Quindi l'auspicio è che gli effetti di questo vaccino si possano come dire, cogliere subito attraverso una riduzione dei contagi. Occorre resistere anche in una notte da sempre dedicata al divertimento. Poi l'auspicio è che si possa riprendere nel più breve tempo possibile sia le relazioni umane e sociali di cui sentiamo tanto la mancanza e ovviamente con tutto il corredo poi per quanto riguarda le attività economiche. Io sono fiduciosa che passato questo periodo le attività riprenderanno. E scattano domani al Cafoncello le vaccinazioni anti-Covid, 800 fra medici e infermieri saranno vaccinati. Francesco Benazzi, a breve si partirà anche nelle case di riposo. Se arrivano i vaccini come Arcuri ha promesso, noi non ci fermeremo più. Ogni giorno è un giorno utile per vaccinare. Vigilia ad inizio della campagna di vaccinazione anti-Covid nella Marca, dove sarà proprio il 1° gennaio a dare il via all'immunizzazione del personale ospedaliero. Domani iniziamo le vaccinazioni all'interno del presidio ospedaliero di Treviso. Abbiamo avuto veramente una grande adesione, parliamo intorno ormai faccia conto, al 90%, oltre il 90% della popolazione, quindi dei nostri collaboratori, per cui è un bel risultato. Andiamo nell'ordine di circa 800 persone, 700-800 persone, iniziamo alle 8:30, andiamo ad oltranza fino alla sera.
Un paio di giorni per il Cafoncello, poi si proseguirà con gli altri ospedali. Nel frattempo l'ULSS sta raccogliendo le adesioni di ospiti e operatori delle case di riposo. Anche qui contiamo di andare molto velocemente e di chiudere entro gennaio le vaccinazioni in tutti i centri servizi. Si lavora per fare presto, anche perché i contagi non frenano. Benazzi riconosce l'importanza nello screening del virus dei tamponi rapidi iniziati ieri nelle farmacie. Va a aiutare il sistema e poi soprattutto va a garantire il cittadino. Covid point operativi anche in questa fine d'anno, così come domani. Oggi sono andato a fare anche un giro nei Covid point anche qui alla dogana. Devo dire la verità, il flusso era buono. La raccomandazione che faccio è distribuitevi negli orari, non arrivate tutti presto la mattina o tutti all'ultima ora prima della chiusura. Cercate di utilizzare tutte le ore del giorno per in questo modo agevolate i nostri operatori e fate meno coda. Ed ora il report dei contagi. In Veneto sono 4.492 i casi di positività nelle ultime 24 ore, 116 i decessi, 400 i posti letto occupati in terapia intensiva, 2.999 invece quelli in area non critica. A Treviso sono 911 casi positivi nelle ultime 24 ore, 15 invece i decessi. E a causa del Covid anche il vescovo di Treviso, Tomasi, in isolamento fiduciario per essere entrato in contatto con una persona risultata positiva. Le messe saranno celebrate da un parroco del Duomo. Gli auguri ai nostri microfoni, un 2021 ricco di relazioni autentiche. Questo è l'augurio del vescovo di Treviso, Michele Tomasi. Termina un anno e ne inizia uno nuovo. E sempre è un momento di attesa, di speranza, di prospettive, di auguri. Quest'anno in maniera particolare abbiamo bisogno di unirci e di sentirci uniti tra noi e farci auguri. Buon anno. L'anno inizia il giorno di preghiera per la pace. Ecco, che sia un anno di pace nei cuori, di pace e di amicizia sociale, di pace nelle nostre comunità, di pace nelle relazioni internazionali, di pace in tutto il mondo. Ne abbiamo bisogno. Ed è nella pace che troviamo il fondamento anche del bene in questi tempi così difficili, perché proprio la difficoltà, proprio la sfida che ci viene da questo tempo ci dice che dobbiamo collaborare, dobbiamo camminare insieme, dobbiamo aiutarci, dobbiamo prenderci la responsabilità di questo cammino comune per il bene di tutti, affinché i più veloci possano magari rallentare un po', aspettare i più lenti, raccogliere sul cammino quelli che si siedono perché sono affaticati e stanchi. L'augurio per l'anno è che possiamo vivere relazioni autentiche di comunità, che davvero siamo benedizione gli uni con gli altri e a servizio gli uni degli altri. Il Signore ci benedice attraverso di noi, attraverso le nostre capacità, i nostri talenti, e ci viene a prendere e ad abbracciare nelle nostre fatiche e nei nostri limiti. Anche quest'anno la prospettiva di futuro e di speranza ci dice di non avere paura, ci chiede di credere che la vita è più forte della morte, che l'amore reciproco vince la paura, e quanto più saremo capaci di vivere e camminare insieme, tanto più questi auguri si realizzeranno. E il Signore, il Dio della pace e della vita, sarà anche il Signore che benedice, perché ci dona quello di cui abbiamo bisogno e perché continua a dire bene di noi. Lui si fida di noi, si affida a noi. Insieme restituiamogli questa fiducia e siamo generatori e generatrici di bene. Davvero di cuore
A tutti voi, buon anno. Notte di San Silvestro, nonostante questo sia un anno sicuramente diverso, non mancheranno i botti della mezzanotte, l'appello dei vigili del fuoco: siate prudenti. Allo scoccare della mezzanotte, oltre al brindisi, non mancheranno i consueti botti, e questo nonostante i divieti e le raccomandazioni di molte amministrazioni comunali. Tanti infatti li hanno già acquistati. Il Consiglio dei Vigili del Fuoco di Treviso: utilizzateli con la massima attenzione, non accendete quelli più pericolosi e comprati dai rivenditori non autorizzati, a tenersi poi rigorosamente alle istruzioni. Accenderli, allontanarsi e cercare di evitare di fare cose insensate e modalità di utilizzo non consone a quelle che possono essere le indicazioni del fabbricante. Un anno operativamente intenso, 5.600 gli interventi nel 2020, dagli incidenti stradali agli incendi. Sono migliaia le chiamate che ogni giorno riceve il 115, ma ci sono interventi che segnano anche chi è del mestiere, come la tragedia di Castagnole, dove lo scorso giugno sono morte 2 donne. Siamo arrivati sul posto, le fiamme erano ancora in pieno vigore, quindi le persone abbiamo tentato di porre in salvo le persone, ma probabilmente erano già in condizioni difficili da poter essere portate in soccorso. Vigili del fuoco sempre in prima linea anche all'estero, in attività internazionali. Alla fine del 2019 abbiamo partecipato ai soccorsi per il terremoto in Albania, mentre invece ad agosto abbiamo partecipato ai soccorsi, all'attività collaterali al soccorso a Beirut a seguito dell'esplosione, e proprio ieri siamo stati allertati anche per il terremoto in Croazia. Fine anno blindata per i trevigiani, oggi le ultime compere per il cenone, che stando all'umore generale sarà decisamente in tono minore rispetto al passato. Si congeda con il sole il 2020, decisamente magra consolazione per un anno che tutti vogliono lasciarsi alle spalle il più presto possibile. Atmosfera quasi irreale a Treviso, con strade e piazze praticamente vuote. Verso mezzogiorno gli ultimi acquisti per quella che tutti definiscono cena e non cenone di Capodanno. Sta preparando per il cenone? Stiamo preparando per una sobria e soft cenetta. In 2 come siamo in casa. Una fine d'anno particolare per tutti, anche per chi normalmente avrebbe lavorato. Da 30 anni che siamo qua sì, è la prima volta che siamo a casa, però insomma questa è la situazione. Atmosfera triste al mercato, dove si cerca di rimediare con una buona cena che però porti anche fortuna. Perché ragazzi, la gente qua è tutta triste. Allora, se le guardiamo nel viso vediamo dagli occhi che la gente è giù di morale. Il pesce che hanno richiesto maggiormente? Più che altro crostacei, cozze, vongole, capesante, quelle robe. Già tutto già preparato? Sì, il cotechino però è immancabile, l'uva adesso me la compro. Ma l'uva perché deve portare fortuna? Perché 12 chicchi per 12 mesi. Più lenticchie o più uva? Più lenticchie, ma un camion però che ne servirebbe minimo. La speranza comune è che il nuovo anno porti la sconfitta definitiva del coronavirus, poi a seguire ognuno ha un desiderio che però vale per tutti. Una ripresa che sia simile a quello che eravamo prima. E queste nuove notizie dei nuovi voli della Ryanair così portino gente. Felicità. Infine c'è chi quest'anno proprio non lo vuole nemmeno salutare. Quindi cenone quest'anno niente? Cenone nulla. Ma aspetta la mezzanotte almeno? No, assolutamente, me ne vado a letto, cosa devo aspettare? C'è il nuovo anno? Ma chi se ne Speriamo che l'anno prossimo sia migliore di questo, non le sembra? Grazie. Siamo alla cronaca, preso a pugni da 2 ladri che ha sorpreso fuori dalla soglia di casa, le indagini dei carabinieri di Montebelluna. Sento suonare, non rispondo. Sento dei rumori e la casa era tutta chiusa, ho aperto il battente della porta di legno, non faccio tempo ad aprire che mi danno 2 pugni, zigomo e denti.
2 denti rotti e varie contusioni al volto. Vittima di questa terribile aggressione sulla soglia di casa è Teodoro Marc d'Alberton, 83enne di Montebelluna. 2 ladri a volto scoperto lo hanno sorpreso appena l'uomo ha aperto la porta di casa. In pochi secondi gli hanno sferrato alcuni pugni al volto nella speranza di riuscire a tramortirlo. Una violenza che sicuramente sarebbe proseguita all'interno dell'abitazione se i 2 malviventi fossero riusciti a sopraffarlo. Pochi attimi prima i malfattori avevano suonato insistentemente il campanello di casa. Non ottenendo risposta erano penetrati nel giardino sperando di trovare l'abitazione incustodita. Ho avuto la prontezza di dare una spinta a quello che mi ha dato i pugni, erano i 2, e sono stati presi un po' alla sprovvista e sono riuscito a farlo arretrare in modo tale che spostasse il piede che bloccava il battente della porta, e ho chiuso tutto. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri di Montebelluna, che in caserma hanno sentito il racconto dell'anziano e redatto la denuncia. Dalle prime indagini si ipotizza non siano dei professionisti per il modo maldestro con cui hanno agito. Un episodio però che allarma i residenti del quartiere residenziale a ridosso dell'ospedale, già teatro di fatti analoghi accaduti in passato. Sono venuti l'anno scorso alle 6 di sera, hanno tentato di aprire, hanno sentito che io ero al telefono che stavo urlando con una mia amica che ci sono i ladri e sono partiti. Un 62enne è stato trasportato in gravi condizioni al Cafoncello questo pomeriggio dopo essere stato investito da un'auto lungo via Sant'Antonino. L'incidente è avvenuto poco dopo le 17. Il pedone originario di Genova è apparso subito gravissimo, soccorso da un equipaggio del SUEM 118, si trova ora in prognosi riservata. Anche per il sindaco di Treviso questo sarà un capodanno diverso, dopo anni dove non mancava il conto alla rovescia in Piazza dei Signori invasa da un mare di cittadini e di allegria. Anche Mario Conte rimarrà a casa. Punta alla chiave esperienziale il sindaco di Treviso per cercare di ravvivare una fine d'anno che passerà alla storia come tra le più tristi degli ultimi decenni. Signor sindaco, come trascorrerà l'ultimo dell'anno? A casa con la mia compagna, è un capodanno diverso da scoprire all'interno della propria abitazione con le persone a noi care. Forse sarà l'unico capodanno che trascorreremo così. Anche sull'atmosfera cupa che alleggia sulla città semideserta il sindaco cerca di trovare una chiave positiva. Da un certo punto di vista esulto, perché significa che i miei cittadini stanno seguendo e rispettando le regole che ci vengono imposte. Dall'altra però mi piange il cuore a pensare cosa sarebbe stato, però dobbiamo voltar pagina. Sindaco che, come tutti coloro che aspettano alzati il nuovo anno, ha un desiderio da esprimere il primo minuto del 2021. Di ripartire, di tornare a socializzare con i miei cittadini, a riabbracciarli, a godere delle ciacole trevigiane, delle osterie, di tutti quei momenti conviviali che hanno reso grande la nostra città. Ed ora ci fermiamo un attimo, c'è la pubblicità. Rieccoci nuovamente in studio e saranno celebrati a Parigi in forma riservata i funerali di Pierre Cardin, lo stilista di origini venete morto all'età di 98 anni. I parenti hanno annunciato sulle Figaro che le esequie saranno celebrate nell'intimità familiare. Non è stata per questo fornita alcuna data della cerimonia, che sarà celebrata nel cimitero di Montmartre e poi sarà seguita dalla sepoltura, una messa commemorativa per Cardin, nato nel 1922 a Sant'Andrea di Barbarana nel comune di San Biagio di Callalta. Si terrà a fine gennaio a Parigi. E auguri social del sindaco di Spresiano Marco Della Pietra con annesso colpo di teatro, le emozioni di un anno difficile in un video che sta facendo il giro del web. Che dire, un anno, il 2020, caratterizzato da questa pandemia, dai lockdown, dalle restrizioni, dagli ammalati, dai ricoveri e anche purtroppo dei decessi. Senza contare poi tutto il derivato da questa pandemia e quindi i problemi economici e i problemi lavorativi che hanno toccato ognuno di noi. Tradisce l'emozione il sindaco di Spresiano nel fare gli auguri ai suoi concittadini alla fine di un 2020 che ha visto proprio i sindaci sempre in prima linea. Parla della crisi sanitaria ed economica dalla pietra, ma soprattutto del ritorno alla normalità, all'insegna di una svolta anche di look. E a proposito di ritorno alla normalità,
un anno fantastico sotto il punto di vista delle donazioni. Avete fatto una cosa incredibile, sono arrivati davvero tanti soldi, ma tanti aiuti alimentari, soprattutto per le persone in difficoltà. Per un 2021 pieno d'amore, il vostro sindaco ne ha tantissimo per voi, e magari per un 2021 un po' più colorato e un po' meno grigio del 2020. Ciao a tutti. Il meteo regionale segnala che nella mattinata di domani aumenterà la probabilità di deboli precipitazioni a partire da sud-ovest. La fase più consistente delle perturbazioni sarà tra il pomeriggio e la serata di sabato 2. La neve cadrà inizialmente anche a bassa quota, non in pianura, per poi alzarsi sulle prealpi. Sono dunque ancora previste copiose nevicate sui monti, specie sopra i 1000-1200 metri. In riferimento alla situazione meteorologica attesa sul territorio regionale, il Centro Funzionale della Protezione Civile ha dichiarato lo stato di attenzione. Ed ora invece sentiamo dal generale Iannicelli come sarà il tempo nelle prossime ore. Una serie di sistemi perturbati, una famiglia di sistemi perturbati si va approssimando alle nostre zone. Dall'Atlantico, scorrendo verso sud-est, interesserà tutto il nord Italia, naturalmente approfittando di una pressione bassa, di una depressione che interessa appunto la nostra penisola. Ci aspettano diversi giorni di tempo perturbato. Più in dettaglio prevediamo per domani, venerdì, ma per sabato e per domenica non cambia niente, cielo molto nuvoloso coperto con piogge diffuse e continue, quindi saranno pure abbondanti soprattutto nella giornata di dopodomani. E precipitazioni che, ripeto, soprattutto nei prossimi 2 giorni saranno nevose, abbondantemente nevose sui rilievi ma anche a bassa quota, 300-400 metri, poi col passare del giorno la quota si alzerà, quindi tanta neve si accumulerà ancora allo strato, al manto già spesso. Poi avremo lunedì una piccola pausa di mezza giornata, anche qualche rasserenamento, e poi nella seconda parte si approssimerà, arriveranno altre perturbazioni, quindi un nuovo peggioramento. Questo tipo di tempo, che veramente sarà del tipo instabile e perturbato, ci accompagnerà per tutto il resto della prossima settimana, quindi con precipitazioni che saranno anche abbondanti. I venti sono deboli, però c'è qualche rinforzo durante le precipitazioni, addirittura qualche temporale nei prossimi giorni durante il pomeriggio. Le temperature con quest'aria umida che affluisce non saranno basse, quindi non andremo sotto zero, valori minimi intorno a 4-5 gradi, valori massimi 7-8 gradi. L'Alta Adriatica è previsto mosso o localmente molto mosso. Con questo è tutto, buon anno a tutti gli amici di Antenna 3. Ed ora le notizie da Belluno e provincia. È un capodanno amaro nelle località turistiche venete, a cominciare da Cortina, dove però non manca la polemica attorno ad una foto scattata ieri, ma che a Sembramenti questa è una stagione drammatica, dice il sindaco. Un capodanno amaro in una situazione che è sicuramente surreale. Devo dire, abbiamo una Cortina vestita a festa con tanta neve, però purtroppo le restrizioni che giustamente devono esserci per tutelare la salute stanno veramente pregiudicando non solamente il Natale, ma una stagione che poteva dare alcune soddisfazioni. È un'atmosfera sospesa quella che avvolge la Regina delle Dolomiti in questo inedito capodanno in fascia rossa, dove però non mancano le polemiche per una foto social che ritrae un Corso Italia popolato e c'è chi parla di assembramento, ma il sindaco non ci sta. Quella foto è stata scattata la sera del 30 ancora in fascia arancione e tutti portavano la mascherina. A sua volta è lo stesso primo cittadino a mandarci in tempo reale le foto di un corso desolato. Il vero problema, dice Ghedina, sta altrove. Al di là ovviamente di chi è lì che fotografa e vuol fare un po' il fenomeno, dimostrando qualcosa che in realtà invece qui è una tragedia, perché manca il lavoro e sappiamo che il Natale incide per circa il 35-40% sull'intera stagione invernale, quindi se dopo il Natale le piste non potranno riaprire, gli impianti di risalita non potranno riaprire, questo sarà lacrime e sangue anche per il 2021. Vaccinazioni in Veneto, le ULSS si stanno organizzando in tempi strettissimi, le prime a partire già nel pomeriggio di ieri sono state Belluno e Padova. A Belluno sono stati vaccinati anche alcuni ospiti delle case di riposo.
Ieri ne abbiamo sicuramente prodotte più di 300 e sono andate tutte a segno. Oggi siamo già a una produzione di 500 e così faremo nei giorni a venire. La contabilità è in continuo aggiornamento, con l'ULSS 1 Dolomiti, che appena ricevuto il lotto settimanale nel solo pomeriggio sera di mercoledì ha vaccinato 264 persone, principalmente operatori degli ospedali di Agordo, Feltre e Belluno, ma anche 108 lavoratori e ospiti di case di riposo. È il caso di quelle di Belluno e Arsier. Si procede quindi a tamburo battente anche grazie alle nuove indicazioni dell'Agenzia Italiana del Farmaco. Che AIFA ci abbia consentito di utilizzare a pieno il contenuto del flaconcino per preparare non 5 ma 6 dosi è una cosa sicuramente che in una previsione già buona ci ha dato quella possibilità in più, insomma, ecco, che possiamo dire che è benedetta. Un appuntamento importante già fissato per il fine settimana. Domenica 3 gennaio faremo sul serio, dalle 8:30 alle 17:30. Abbiamo invitato a vaccinazione tutti i medici di famiglia, gli specialisti ambulatoriali, i medici della Guardia Medica, i medici delle USCA, quindi in qualche modo tutti i medici che lavorano sul territorio. Dati alla mano, questo è il cronoprogramma per gennaio tra le Dolomiti. Man mano che riceveremo le dosi previste, circa 2.300, 2.400 ogni settimana per arrivare alle oltre 3.000 di fine gennaio, proseguiremo con la campagna. È attesa ancora neve in montagna, massima allerta nei comuni del Bellunese come a Rocca Pietore, dove arriva anche una storia davvero particolare. Una nevicata record ed è già la seconda purtroppo che ci sta mettendo un po' in difficoltà, anche noi che di solito siamo abituati a gestire le nevicate importanti. Spero che invece la prossima, prevista sabato, non sia altrettanto cattiva, diciamo, perché ne avremo anche abbastanza. Guarda già alle previsioni di inizio anno il sindaco di Rocca Pietore. Dopo il dicembre da record, infatti, è di nuovo allerta per il fine settimana. Come lui, tutti i sindaci della montagna veneta, una montagna sempre più fragile. Soprattutto dopo Vaia il territorio è più debole, più fragile e quindi l'attenzione è maggiore e anche l'ansia, devo dire. La questione riguarda da vicino la stessa gestione della macchina comunale. A Rocca Pietore si fatica anche a trovare personale, come dimostra l'unico partecipante al concorso indetto per operaio con patenti. Si tratta di un trevigiano di Altivole a oltre 100 km di distanza. Io mi auguro che questa persona decida di cambiare vita a questo punto, di trasferirsi da noi. Del resto, dice il primo cittadino, i contratti nazionali per i dipendenti comunali non sono appetibili. In alta montagna poi la questione si aggrava. Anche per questo il sindaco si rivolge direttamente al trevigiano, chiamato a sciogliere le riserve nei prossimi giorni. E saremo anche disposti ad insegnare quello che conosciamo, quindi la guida sulla neve, la guida particolare dei mezzi in momenti critici, eccetera. Quindi benvenuto, insomma. Ed ora passiamo alla nostra rubrica Il tuo presepe. Questa sera le creazioni della famiglia Cais di Codognè, Michele e Giulia Gallina di Caerano San Marco, Nicoletta Dal Pozzo di Montebelluna, Toni e Melania Simone di Zero Branco.
Ed ora gli auguri in musica del grande Red Canziane in un anno difficile anche per i Pooh, con la scomparsa di Stefano Dorazio. I giorni più belli devono ancora arrivare, dice e canta Canziano. Non c'è niente di più bello e delicato della vita, anche se un sorriso costa 10 lacrime. C'è un uomo che non abbia perso almeno una partita. Questo non vuol dire che non si può vincere. La notte è un'alba che ha gli occhi chiusi. Se aspetti un po' li riaprirà. Il nostro destino non è conservato nelle stelle, ma in noi stessi. Stanotte ubriachiamoci di vino, di poesia, di virtù e avanti tutta, pensando che i giorni più belli della nostra vita devono ancora arrivare. Mi devi fare una promessa, giurami che proverai a sorridere. E se ami la vita ti ricambia. Auguri. Siamo arrivati al termine. Dalle 21 e a reti unificate del gruppo Media Nord-Est il governatore Luca Zaia terrà il discorso di fine anno al Veneto. Tra i temi che ha anticipato ci sarà inevitabilmente lo stato della guerra al coronavirus con l'arrivo dei vaccini, ma anche i progetti compiuti e quelli in fase di realizzazione, soprattutto le speranze per il 2021. Appuntamento dalle 21 sul canale 19 di Tele Nord-Est, il 13 di Antenna 3 e il 18 di Rete Veneta. Questa era la nostra ultima notizia. A me non rimane che augurarvi davvero un buon fine anno e sperando che sia ottimo questo nuovo 2021. Tantissimi auguri da parte di tutta la redazione. Vi lascio alle previsioni ovviamente del tempo. Grazie davvero per averci seguito. Buona serata. Vive finché ha qualcosa da amare, così come il fuoco avrà qualcosa da bruciare. Benvenuti al Meteo. 1 gennaio segnato dall'arrivo di una nuova perturbazione. Le previsioni ci dicono che potremmo avere una situazione di maltempo a più riprese, quantomeno fino all'Epifania. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto l'anno nuovo inizia con un vistoso peggioramento del tempo. Avremo precipitazioni diffuse, sulla pianura si tratterà di piogge, qualche fiocco di neve invece a bassa quota su area pedemontana e zone limitrofe, mentre sui monti nevicherà fino a tutti i fondovalle. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, valori massimi compresi invece tra i 2 e i 10 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove la situazione sarà la stessa. Molte nubi anche qui, precipitazioni vedete un po' su tutti i settori, in montagna locali nevicate. Temperature minime fino a 3 gradi, massime sugli 8-10 gradi. Uno sguardo infine al Trentino Alto Adige, dove avremo anche qui un tempo che sarà decisamente variabile, con nevicate fino a bassa quota sui settori meridionali della regione e qualche pioggia invece altrove. Temperature minime intorno a -1 grado, massime sui 3 gradi all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, da parte mia i migliori auguri di un sereno 2021 a tutti voi. Arrivederci. Il talento è scintilla, il genio fiamma.